Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù diceva alla folla: così è il regno di Dio. Un uomo che getta il seme sul terreno, dorma o vegli di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come? Egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga, e quando il frutto è maturo subito gli manda la falce perché è arrivata la mietitura. Diceva: a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape che quando viene seminato sul terreno è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno, ma quando viene seminato cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra. Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la parola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. La comunità a cui San Marco indirizza il suo Vangelo è certamente impaurita dalle persecuzioni ai cristiani che l'impero romano sta mettendo in atto. Ma cresce anche nella comunità un vissuto di solitudine. Si sentono in balia di una storia che li calpesta, che non permette loro di vedere orizzonti di luce e di speranza. Le domande che in qualche modo si rincorrono nella comunità sono queste: come continuare e che senso ha continuare a celebrare il Signore Gesù e a testimoniare il suo Vangelo se molti si considerano nemici e quasi nessuno aderisce alle nostre comunità? Sono interrogativi profondi e veri, non molto distanti, tra l'altro, dai nostri interrogativi. Dopo il Covid le chiese sono sempre più vuote, i preti scarseggiano, molti oratori sono chiusi o deserti. Le domande di oggi sono queste: come annunciare oggi il Signore Gesù? A chi? Con quale strategia? E soprattutto perché? Il capitolo 4 del Vangelo di Marco si confronta con queste domande di allora e anche nostre e abbozza una risposta. Parte a dire che il regno di Dio impiantato da Gesù necessita della nostra collaborazione a braccia aperte, come quelle del contadino che getta il seme del grano con l'ampio movimento del suo braccio. E sia chiaro, lo getta su qualsiasi terreno, come a dire: non ci è chiesto di fare proseliti o lunghe prediche per conquistare il consenso dell'uno o dell'altro. Ci è chiesto di rendere visibile con la vita che la presenza del Signore in mezzo a noi ha cambiato la nostra vita, ci ha resi felici, beati, perché Lui, Gesù risorto, ci spiega passo dopo passo che la gioia sta nel servire, non nel dominare, comandare o accumulare. E a chi ha paura, a chi è scettico, a chi vorrebbe ottenere frutti alla velocità della luce e con effetti speciali e spettacolari, San Marco ricorda che la fondamentale legge della vita è questa che lui riporta nel Vangelo: dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce come egli stesso non lo sa.
E il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. Perché, non dimentichiamolo, chi fa crescere è Dio. Ma non vale questo anche per i nostri figli, per le nostre tematiche educative? Quante volte vorremmo quel nocivo tutto e subito, anche nelle relazioni umane? Quante volte entriamo nella vita di chi educhiamo con la pesantezza di scarponi che danneggiano il terreno in cui è adagiato il seme che deve crescere? Quante volte ci siamo illusi che controllare, spiare o sorvegliare la crescita dell'altro renda più efficace il nostro ruolo educativo? In realtà, il controllo millimetrico e asfissiante dell'altro gli impedisce di crescere. Il crescere affettivo, umano e spirituale di una persona è un mistero, tanto quanto quello del regno di Dio. Ed è un mistero per la semplice ragione che chi fa crescere è sempre e soltanto Dio. Ho trovato un bellissimo proverbio cinese dove si invita ogni educatore a non tirare l'erba che cresce. Ognuno ha i suoi tempi, ha le sue fasi di crescita. Educare non significa geolocalizzare l'altro, ma fidarsi di lui affinché impari a collaborare con Dio che lo chiama a collaborare dentro, a orientarsi verso il bene da fare, a crescere e a maturare per fare della sua vita un dono da spendere agli altri. Esserci, stare accanto, tacere, imparare ad aspettare, dare l'esempio ed esercitare l'autorevolezza di chi sa dire i no necessari al crescere sono i verbi dell'educare. Sempre convinti però che nel cuore di ogni persona c'è una quota che appartiene solo all'interessato, perché donata da Dio, e alla quale Dio stesso bussa con molta delicatezza, in punta di piedi. Noi siamo capaci di scorgere accanto a noi le piccole luci di chi fa il bene? Ci rendiamo conto che il male di fatto è più visibile e più rumoroso? San Marco oggi ci chiede di aguzzare la vista del cuore perché scorga non gli altri cedri del Libano che si imporranno su tutti i popoli, così era raffigurato il regno di Israele, ma quel piccolissimo granello di senape che nel suo crescere diventerà la pianta più grande dell'orto. E nessuna parola come orto riesce a rendere meglio la dimensione domestica, familiare, quotidiana del regno di Dio che ci cresce accanto. Allora, in questa domenica vi propongo un esercizio per la settimana che ci sta davanti. Vi invito a esercitarvi per scorgere con gli occhi del cuore tutto il bene che ci passa accanto. Guardare, ad esempio, la minuziosa professionalità di chi ci serve senza chiedere nulla in cambio, la pazienza di un anziano che ha imparato ad aspettare, a dipendere dagli altri e a non giudicare, la voglia di crescere di un bambino che ci rende visibile che nel cuore c'è la scintilla del buon Dio senza la quale nessuno cresce.
Il perdono, infine, di chi nel condominio, in famiglia o sul lavoro ci ricorda che la pace vera nasce dal piccolo delle nostre relazioni. E solo questa pace, donata da Dio e preparata dal nostro perdono, arriva ai tavoli dei grandi. Piccoli, grandi esercizi che ci spiegano e ci illustrano, senza troppe parole, la parabola di Gesù sul mistero del regno di Dio che ci cresce accanto, come egli stesso non lo sa. E allora la preghiera che troviamo nel libro è questa. Caro Gesù, che belli gli esempi che usi per parlarci di Dio. Sono tutti presi dalla vita quotidiana, dal lavoro nei campi, nell'orto e dalla vita degli uccellini che fanno il nido e cercano l'ombra tra i rami degli alberi. Oggi, e grazie a questo Vangelo, mi sento davvero come un passero del cielo nel palmo della tua mano. Nonno dice sempre che Dio è buono e vuole che la impariamo anche noi, nipoti, questa preghiera, per capire che Dio si occupa di noi sempre e che non ci abbandona mai. Grazie Gesù, perché il volto di Dio sei tu. Sei tu che ci fai vedere il Padre e che ci fai toccare con mano che Lui è buono, sempre. E grazie Gesù, perché non ci togli le paure, che come dice il mio maestro sono utili e preziose, però ci aiuti ad attraversarle, ad affrontarle e a vincerle. Gesù, tienimi sempre nel palmo della tua mano e grazie.